Pensiero del giorno, sabato 22 marzo. Non scoraggiarsi per gli sbagli. Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Ebrei capitolo 4 versetto 15. San Paolo ci presenta Gesù sacerdote, il vero, il perfetto sacerdote, il Figlio di Dio, ma fatto uomo come noi. Egli è in grado di capirci profondamente e di portarci al Padre. Gesù, facendosi uomo, ha condiviso tutte le conseguenze della nostra condizione umana. Ha realmente sperimentato come noi il limite, la fatica, la debolezza, la fame, la sete, la stanchezza, la povertà, l'ostilità degli avversari, la paura, l'angoscia. Gesù, come nostro fratello, è mosso da un'infinita comprensione e desiderio di venire incontro alla nostra debolezza. Se questo è Gesù per noi, quale dovrà essere il nostro atteggiamento verso di Lui? Un grande amore, una sconfinata fiducia ed ottimismo. Allora, di fronte alle resistenze ed alle difficoltà che in certi momenti possiamo incontrare e soprattutto di fronte alle esperienze delle nostre cadute, non avrà più senso lo stare a guardare al passato. Non dovrà esserci più posto per lo scoraggiamento, ma solo per la confidenza, una grande confidenza. Come vivere la parola di questo mese? Non scoraggiarci mai, non fermarci mai, non stancarci di rinnovare i nostri propositi e i nostri sforzi, di cominciare sempre. Chiara Lubick, estratti al commento Parola di vita dell'ottobre 1988. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.